Formigoni, io capisco, ma chi ha personalità e chi è il segretario politico di un partito grande come quello nostro prende, si alza e parla, pure se c'è Berlusconi, se gli è invece impedito. non ha parlato, ha Siamo pianto. persone ben educate, se ci viene detto di non parlare da Berlusconi non parliamo. Ha pianto perché a Berlusconi adesso sarà, lo faranno decadere con le lacrime, con i fazzolini, noi eravamo basiti. Alfano ha pianto, quindi il segretario politico deve prendere la parola e convincerci su posizioni politiche, non piangere in faccia a Berlusconi come uno scolaretto che ha fatto una marachella. Posso capire, voglio capire anch'io però, scusatemi, io non c'ero, voi sapete... Quello ha pianto, noi eravamo... Mirta, noi eravamo sconvolti, abbiamo detto ma... Era la giornata della fiducia, la giornata della fiducia, e lui è venuto a fare la riunione con voi al gruppo e ha pianto. No, però, dottoressa Merlino, io le prego ha ragione, finisca. L'irruente Mussolini, altrimenti da Milano, cioè se fossi lì a Roma potrei alzarmi e metterle amorosamente una mano sulla bocca. Essendo da Milano non riesco. La mano sulla bocca, io te la metto da un'altra parte. Brava Alessandra. No, ragazzi, no, perché scusami, lui mi mette la mano sulla bocca così. Allora, no, perché se queste sono le prove generali del Consiglio nazionale mi preoccupo molto di sabato. Lo so, lui è moderato, io no, e quindi da me si accetta.